L'idea del brevetto nasce nel 2013 dopo una giornata di lavoro in cui mi sono accorto che mancavano dei dispositivi per il mantenimento della catena del freddo. Chiamando subito un amico che si occupa di disegni industriali e di progettazione, abbiamo subito abbozzato l'idea di brevettare questa nuova borsa termica. È diventata realtà nel 2014, quando abbiamo depositato presso la Camera di Commercio di Modena il brevetto, e dopo vari tentativi e varie prove ci si è accorti che la borsa aveva un carattere rivoluzionario ed efficace. Rispetto agli altri prodotti che si trovano in commercio è essenziale, applicabile e funzionale. La cosa che mi ha spinto ad andare oltre è stato il fatto che, vedendo tutti gli altri prodotti in commercio, non trovavo una soluzione ideale tale che la borsa non avesse bisogno né di elettricità né di frigorifero. La pandemia mi ha spinto nuovamente a rimetterla in auge. Questo perché può essere utilizzata sia all'interno del piano vaccinale, la conservazione dei vaccini, il trasporto dei vaccini presso le strutture dal medico di base fino a domicilio e il trasporto di campioni biologici, come per esempio i tamponi molecolari. L'utilizzo della borsa è estremamente semplice, può essere utilizzata o da chiusa, semplicemente aprendo la sua maniglietta esterna e verrà subito messo a disposizione il freddo al suo interno, oppure più semplicemente potrà essere utilizzato un dispositivo di appressione posto a un'estremità della borsa e la borsa si renderà già pronta al suo utilizzo. Spero che venga presa in considerazione da qualcuno, qualche imprenditore, qualche grossa società nella mia piccola realtà del Friuli Venezia Giulia, perché può essere veramente una nuova svolta nella frontiera dell'emergenza sanitaria.